Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati su Rome 2 Total War. Puntata della Madonna la scorsa, veramente fighissima, se non l'avete vista andatevela a vedere. Comunque abbiamo delineato diversi punti per quanto riguarda come andremo avanti con la Repubblica. Vi ho mandato un altro sondaggio in questi giorni dove vi chiedevo come poter avanzare, come poter approcciare, diciamo, la questione del nord. Vi avevo chiesto se volevate vedere un attacco in massa e quindi tutte le legioni, vedete che le sto già dispiegando da diverse puntate, avrebbero attaccato insieme, diciamo, tutta questa porzione in una mega battaglia epica, probabilmente, contro i nemici, ma voi avete scelto l'opzione di una modalità più chirurgica, più strategica, e quindi io, giocherò la versione più strategica. Poi non vi preoccupate che ci sarà sicuramente modo di trovare, di insomma andare a fare una battaglia massiva, anche solo fosse lo sbarco nella Britannia, perché lì ragazzi dobbiamo andarci giù pesante, perché vi ricordo che abbiamo un conto in sospeso con gli Iceni. Allora, per il resto siamo messi abbastanza bene, per il resto diciamo della mappa. Abbiamo ancora un esercito qui, quello del generale Susandar della Partia, che potrebbe crearci delle piccole problematiche, ma tant'è che non credo possa fare chissà cosa. Abbiamo quindi un sacco di legioni disposte qua. Questa legione, se non sbaglio, sta già andando sulla strada del ritorno. Un'altra è disposta qui. Come vedete i confini sono saldi, sono sicuri. Questi sono tutti i nostri alleati, forse loro no, però va bene, non ci interessa, non sono aggressori. Loro supportano i parti, ma non sono mai entrati in guerra con i parti, quindi io li lascerò stare e li vado a considerare, diciamo, miei, come si potrebbe dire, diciamo una popolazione comunque tollerabile, tollerata all'interno della Repubblica Romana. Ricordatevi che, come se avete visto la scorsa puntata, la nostra Repubblica sta andando verso la trasformazione della Repubblica stessa in qualcos'altro. E quindi è importantissimo tenere in considerazione questa cosa quando andremo poi a attaccare tutto il nord. Però ragazzi, mi avete detto appunto che la scelta sarà un po' chirurgica, e quindi io, siccome voi avete scelto così, io giocherò di conseguenza. Allora, vediamo, prima di tutto andiamo a spostare la spia verso territori che ci interessano maggiormente. Per esempio qui sarà un nuovo teatro di guerra, perché vi ricordo che per completare la campagna storica che ci siamo prefissati dovremo conquistare sia Egra che Charmuta. Tutte le altre non sono necessarie, ma queste due sono fondamentali, quindi andremo sicuramente in ultima battuta a scontrarci contro Kush. Kush che comunque non è piccolino, non è piccolino, però noi non è che siamo da meno, quindi eccola qui la legione che pian piano si sta trasferendo, vedete, verso posizioni più a nord, perché ragazzi comunque i Suebi sono un problema. Io adesso non mi ricordo se dobbiamo attaccarli al 100%, perché non ricordo quali siano stati gli obiettivi. Noi dobbiamo difendere il confine del Danubio, e sì, questo fa parte dei Suebi. Quindi, vedete, questo è il confine, quindi dovremo sicuramente prendere questa parte ed entrare in guerra. Ah beh, poi c'è anche questa. Entrare in guerra con i Suebi. Suebi che non sono affatto piccoli. Affatto piccoli. Questi da dove arrivano fuori? Non me li ricordo. Vabbè, comunque, qual è l'obiettivo di questa puntata? Allora, l'obiettivo di questa puntata è riappacificarci con la Partia, perché è inutile tenere un conflitto aperto contro i parti, in modo tale che però i nostri alleati si sfoghino sulla Partia. Quindi lasciare la Partia, quello che ne rimane, occupata ad affrontare questi uomini, e noi pian piano spostarci verso nord. Intanto vado a terminare il turno, signori, e vedremo il da farsi. Questa legione mi ero dimenticato di spostarla, ma fortunatamente avevo già impostato lo spostamento. Anche questa dovrebbe andare a Kelm.
E diciamo che, bene o male, i confini adesso sono ristabiliti, i confini dell'impero, salvo rivolte interne, che potrebbero essere benissimo, che scaturiranno nelle prossime puntate, non ci dovrebbero essere problemi. Allora, voglio un'alleanza difensiva. Io questi, no, non voglio fare l'alleanza difensiva con voi, signori, perché non ho alcun interesse a allearmi con popoli al di là dei miei confini storici. Questa è la realtà. Questi egiziani veramente fastidiosi che continuano a spammare truppe sul mio territorio. Non mi piace questa cosa, se devo essere onesto. Cioè, tollero comunque gli spostamenti, però insomma. Intanto i parti cercano di dileguarsi da noi, anche qui altri spostamenti sul nostro territorio nemico. Potremmo definire che sono un po' delle migrazioni, ecco, nel senso che le migrazioni di uomini, però insomma non è che mi facciano impazzire, ecco. Vogliono che partecipi alla guerra contro di loro? Assolutamente no. Assolutamente no. Io non partecipo a nessuna guerra di niente, ma instauro governi, diciamo così, filo-romani, quindi non voglio partecipare, non voglio essere mischiato a nessuna guerra se non quelle che mi interessano veramente. Ora dobbiamo consolidare la parte comunque più a est, diffondere la romanità in tutti quei territori e cercare di mantenere i confini. Ok, un figlio è diventato adulto, va bene. Ho una famiglia, ragazzi, adesso ve la faccio vedere. Ehi, che succede? Alta probabilità di scoppio di una rivolta. No, dai, ragazzi, non ancora. Non ancora. Ok, protezione terminata. Allora, volevo farvi vedere una cosa. Guardate la famiglia, ragazzi, quanto è numerosa. Voi non avete idea. Cioè, adesso ve la ingrandisco più che posso. Guardate quanto è numerosa tutta la mia famiglia, signori. Cioè, avi di avi di avi di avi. Cioè, guardate che roba. Peccato non vedere. Guardate qua. Guardate, guardate. Mamma mia. Peccato non vedere, questa invece si è estinta. Non vedere la stessa cosa per i nostri alleati. Sarebbe stato veramente cioè alleati, rivali. Sarebbe stato veramente fighissimo. Ma figurati se Eron 2 poteva essere un gioco fatto bene. Allora, andiamo nel riepilogo. Quanto controlliamo noi della Repubblica? Il 63%, signori. Stiamo continuando da diverse stagioni a epurare i nostri nemici. Infatti i risultati si vedono assolutamente. Allora, 18.000 per assicurare la realtà, quindi per non far sì che loro se ne vadano. In realtà sono loro il nostro principale problema. Quanto mi chiede sempre 18.000. E un'epurazione sarebbe un 16.000. Noi quanti soldi abbiamo? 85.000. Signori, con gli introiti della Repubblica possiamo veramente fare il bello e il cattivo tempo. Io sono contentissimo di questa cosa. Andiamo ad assicurarci la lealtà della Gens Iunia a questo punto. No, scusate, di questa fazione, che sono minori, non sono neanche rappresentati. Quindi la andiamo ad assicurare la realtà, in modo tale che cerchiamo di contenere almeno per... Madonna, messi malissimo, vabbè. Comunque cerchiamo di contenere un po' questo loro straripamento e andiamo a epurare ancora la famiglia rivale. Dobbiamo prendere il controllo. Abbiamo un rischio dell'1%. Ok, mi sembra un po' poco dell'1%, però vabbè. Noi dobbiamo andare a... Adesso lo trovo, se lo trovo... Qua. Dobbiamo andare a fare l'impero. Per fare l'impero, signori, perché questo avete scelto di dare il potere, in un sondaggio che avevo fatto, un potere alla nostra famiglia, che è la famiglia che di fatto già controlla un po' l'impero, tutto il territorio. Comunque avete scelto di dare potere all'impero e quindi noi dovremo passare a impero. E per arrivare a impero ci vuole, come vedete qua, un controllo politico del Senato
superiore a 65, quindi lealtà positiva. Questa cosa qua sarà da indagare come fare. Quindi vi stavo dicendo, scusate, ritorniamo alla schermata. Quindi va epurata questa fazione, la della gens Iunia, ancora una volta. Anche se in realtà io vedo 107. Sì, però la Iunia è questa qua. Andiamo a epurarla. Ci odieranno sempre di più. C'è il rischio ovviamente che si ribellino. Vedete, adesso siamo all'86 e qui quanto abbiamo raggiunto? Il 63. Bisogna vedere il prossimo turno cosa accadrà. Qui siamo a meno 35. Qui un meno 2. Insomma, non siamo in una situazione veramente instabile, ragazzi. Siamo veramente in una situazione instabile. Siamo saliti al 18%. Però, ragazzi, andavano epurati. Tra l'altro non capisco se l'epurazione coinvolge solo i politici e non i familiari. Questa roba va è un problema, perché questi si potrebbero ribellare. Io pensavo diminuissero anche il numero di generali, ma vabbè, tant'è. Andiamo a dargli razioni di orzo a questi, in modo tale che ci danno un po' di bonus. E poi gli diamo qualcosa, dai, di... qualcosa che non... tipo l'armatura. E poi gli diamo la guardia al generale, che poi sarà una nostra guardia, quindi ci riferirà tutti i suoi movimenti. Allora, qui abbiamo la legione che arriverà a breve in posizione. Bene, vedo che le legioni ormai sono arrivate ai vari confini, ottimo. L'unica è quella che dava su Patavium. No, eccola qua. Questa se ne va a Noreia e va bene. L'altra legione sta spingendo, si muoverà verso la parte più centrale della nostra repubblica. Qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Questa è un'altra spia. L'altra spia la portiamo sempre nei confini nemici. Diciamo che la mandiamo, beh, per forza qua. Quindi iniziamo a spostare le nostre spie. E in questo turno, visto che abbiamo questa marea incredibile di soldi, andiamo a parlare con la Partia e cercare il compromesso politico. Quindi si va dalla parte, gli si dice trattato di pace. Vediamo se accettano, rifiutano. 1 hour later. No, però devo giocare sul fatto che loro hanno l'esercito qua e che sia braccato. Secondo me questa cosa, io adesso non lo vedo, pur di salvare l'esercito. Dove sta? Qua mi sembra, da qualche parte. Eccolo qua. Ok, pur di salvare l'esercito, secondo me lo farebbero. Allora, vediamo un attimo intanto di sistemare qui le regioni prima di andare avanti. Io qua sono d'accordissimo di fare una villa. Qui abbiamo un po' di commercio in realtà, Ah beh, assolutamente questa, assolutamente. Allora qui se abbiamo il commercio potrei fare una di queste qui volendo. Potrei fare anche una cittadina. Vabbè, facciamo per ora questa. Qua gli diamo, vediamo. Questo ci abbassa il banditismo, che non sarebbe male. Questo ci dà reintegro delle truppe, che non sarebbe male. E questo ci darebbe più entrate dagli accordi commerciali, che mi sembra un'ottima roba. Tra l'altro ci dà un più 2 al banditismo, ma fa niente, tanto poi lo andiamo a recuperare con quest'altra struttura. Quindi stavo dicendo, facciamogli vedere che gli stiamo dando la caccia. Vediamo se questa cosa può migliorare, ovviamente sotto pagamento, la situazione. Offriamogli 8000. Ok, hanno accettato, perfetto. Hanno accettato, quindi siamo in pace con la parte che ci odia da morire, ma noi siamo in pace. Ecco, vedete che adesso loro sono un po' meno indispettiti nei nostri confronti. Proviamo un accordo moderata, guardate. E gli do anche allora, con l'accordo commerciale alta addirittura. Quindi io ti richiedo anche dei soldi.
Wow, loro vogliono stare all'interno dell'impero, signori. Come biasimale, 10.000 noi. Mamma mia, ci siamo portati in un colpo una popolazione all'interno che commercia con noi, quindi ci darà un sacco di vantaggi. Non ci aggredisce. Ma mamma mia, è bellissima questa cosa, ragazzi. È bellissima e nel tempo verrà romanizzata. Bellissima. Bene, adesso anche gli altri nostri fanno la pace con i parti. A noi non interessa più andare a, insomma, a ledere. Qui c'è un po' di banditismo. Fatemi vedere però, scusate. La la, un po' alto questo banditismo, un po' alto. Se proprio devo... Cosa stavo potenziando? Vabbè, lo vedremo in battuta. Intanto andiamo a potenziare tutto il commercio di questa zona. Allora, questa unità, secondo me adesso io la posso far uscire dalla città. Ok, siamo più 7. E vado a mettere in marcia forzata, imboscata, fortifica, in marcia forzata, che sarebbe pattuglia. Pattugliando dovrebbe... esatto, guardate quanto ha abbassato il banditismo. Infatti siamo schizzati, mamma mia, ancora tantissimo verso una quantità di denaro incredibile. Cioè c'è salito di almeno... cos'è? 2000 almeno. Queste regioni qua le stiamo proprio pompando. Pimp My Region, per chi conosce il programma Pimp My Ride. E qui abbiamo Pimp My Region. Allora ragazzi, abbiamo fatto tutti gli investimenti fattibili. Questo potrebbe essere un altro investimento interessante, lo andiamo a fare. Tutti gli investimenti fattibili, le legioni stanno pian piano andando a... anche questo potrei potenziarlo effettivamente, però adesso vediamo. Stanno spostandosi, quindi abbiamo lasciato che loro rientrassero a casa, perciò la Liberatrix può raggiungere l'insediamento, anzi lo facciamo di... no, la facciamo andare a Petra, quindi qua. Ok, passa da qui, quindi qua. E la legione invece, la Rapax, che tra l'altro si può anche migliorare, ok, verrà a Diospolis, sul confine, per pattugliare questo confine. Perché signori, vi ricordo appunto che Kush sarà una delle nostre vittime, diciamo... dei nostri futuri scontri, ma solo in protezione di Roma, non sia chiaro, non pensate che Roma attacchi il nemico, mai. Roma sempre solo per difesa si muove. Allora, vediamo invece l'approccio più chirurgico. Allora, l'approccio più chirurgico come funziona? Semplicissimo. Dobbiamo occupare queste terre, non c'è molto da fare. L'occupazione di queste terre significa rompere i trattati con coloro che sono a nord. Quindi la prima cosa da fare è rompere i trattati. Però dobbiamo romperli in una maniera un po', diciamo, appunto chirurgica. Io questi non li vedo neanche. Chi sono loro? Ah, sono questi qua. Ok. In maniera chirurgica. A noi servono questi territori qui. Questo territorio qui e poi vediamo come andare avanti. Allora, sicuramente contro i cimbri ci dobbiamo disallineare. Tanto eravamo già in una situazione non amichevole. Loro sono nostri alleati difensivi. Io gli chiedo, non mi fanno neanche tra l'altro un accordo commerciale, perciò io con i cimbri non voglio più averci a che fare. Ci sleghiamo da questa fazione. E loro tra l'altro sono in combutta con questi, che sono questi qua, che però sono ancora... no, non sono nostri alleati. Non prendono il patto di un'aggressione, non vogliono... no, beh, l'alleanza difensiva era un po' difficile. Non vogliono neanche commerciare con noi perché non possiamo neanche. Quindi prepariamoci ragazzi alla prossima guerra chirurgica. Scusate, ma sono 3 territori? Uno... no, sono 2. Quindi
andremo ad agire su questi territori con questa guerra chirurgica. Qui vediamo che ci sono un sacco di cimbri che probabilmente vogliono, non so cosa vogliono fare. Spostiamo prima le truppe in maniera intelligente, cioè le nostre spie in maniera intelligente per capire come stiamo messi. Ok. Madre, quante truppe ci sono? Tantissime, troppe. Troppe. Io volevo fare un approccio intelligente, però qua c'è veramente della roba di un certo livello, perché mi sembra veramente che siamo in una situazione di... Allora, loro non sono messi benissimo, però sono tanti, cavoli. Allora, spostiamo questa legione, la spostiamo a Limonium. Che strada mi fa prendere? Quella dal basso, va bene. Spostiamo la legione a Limonium. Questi cosa cavolo ci fanno qui? E la madò, quanti sono? Ho un po' troppi, vabbè, ragazzi, d'altronde Roma non riesce a tenere tutto l'insediamento. Fatemi vedere, scusate, dove abbiamo le truppe. Allora, in questa zona, fatemi vedere. Allora, qui ce l'abbiamo, è vero, 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 ce l'abbiamo qua. Allora, andiamo a prendere questa legione e gli diciamo, no, caro, tu vieni a Treverorum. E ci spostiamo verso praticamente i confini. Ok, prestabiliti. L'idea quale sarà? Quindi per un approccio chirurgico l'idea sarà che sposteremo le truppe probabilmente o su questo confine o su questo. Non ho ancora deciso, ma penso su questo, visto che andranno verso il basso le legioni, anzi già verso il basso. Eccola qua. Allora, spostiamola già qui. E fra due turni sarà autunno, inverno, quindi al terzo turno noi in primavera, quindi attaccheremo l'insediamento dei cimbri, cercheremo di controllare questi eserciti e attaccheremo anche quest'altro insediamento. Ora io dovrei avere 2 spie a nord che le ho tenute, scusate, ho sbagliato schermata, che le ho tenute belle. Eccola qua, l'altra è qui. Vieni, cara. Ok, le ho tenute belle separate, ma sempre pronte a nord. Io voglio che adesso tu, in 3 stagioni, almeno mi vieni a verificare che cosa c'è qua. Wow, ti fai un tragitto bello lungo, pace amen. Però l'idea è quella di vedere, di passare tra queste due città per vedere come è la questione. Treverorum è una città sacrificabile. Nonostante ciò, gli abbiamo comunque dato una caserma. Quindi, dicevo, è sacrificabile, però... Cavoli, qua potevo potenziarlo, mannaggia. È sacrificabile, però comunque gli abbiamo dato qualcosa di militare. Quindi l'idea è poi di colpire, prima prendere questa parte qua, isolarla, con questa legione o con queste legioni attaccare questi rimasugli, ripulire la zona se riusciamo, perché magari loro tornano, scappano di qua, e poi concentrarci su queste due. Una volta prese queste due, possiamo tranquillamente chiedere la pace con i cimbri, cioè della serie li scoppoliamo a destra e a sinistra e poi diciamo, zi, se non dovete sparire dalla vita, io direi che dovete darci la pace, altrimenti veniamo lì e ci fate incazzare. Insomma, facciamo il bello e il cattivo tempo. Scusate, mi è suonata la sveglia. Facciamo il bello e il cattivo tempo in questo mondo. Io direi a questo punto che le robe sono fatte, i giochi sono fatti, potremmo potenziare, dai, lo potenziamo ancora su Treverorum in vista appunto di quello che accadrà e andiamo sul fine turno, signori. Saranno dei turni sicuramente più veloci, perché comunque di fatto sono dei turni di spostamento, ma ve li faccio vedere perché dovete comprendere anche, diciamo, la macchinazione, cioè la difficoltà che ha Roma nello spostarsi e per rendere anche più veritiera la cosa, ecco, cioè per goderci insieme i grandi spostamenti che Roma dovette fare per contenere i suoi confini a livello storico.
Qui intanto cerchiamo di dare caccia ai pirati. Sono un po' lontani, però ci proviamo. Partecipa alla gara contro i party? No, non parteciperò. Quelli si sono posizionati a nord della Francia, diciamo così, a nord della Gallia, scusate, della Gallia, secondo me perché hanno annusato che noi vogliamo attaccarlo in futuro. Ok, le province lontane da Roma spesso mancano di una vera cultura e di veri cittadini romani. In cambio di piccoli aiuti, il Senato incoraggerà i romani ad emigrare, specialmente imprenditori, esattori delle tasse o proprietari terrieri. Allora, proprietari terrieri non mi dispiacerebbe. Imprenditori per il commercio oppure l'esattore delle tasse. Beh, sicuramente l'esattore delle tasse ci farebbe molto felice. Wow, siamo scesi parecchio, 72.000. Però io andrei a fare... Andiamo a fare i proprietari terrieri. Rivolta. Ah, dobbiamo contenere questa rivolta. Fatemi vedere. Editto annullato. Secessione. Attenzione. Secessione a Roma. Cioè a Roma. Nella nostra amatissima Repubblica. Abbiamo solo il governatore. Ah però, mica tanto solo il governatore. Abbiamo tutta questa regione dell'Aquitania che si è rivoltata contro di noi. Io vorrei capire perché si è rivoltata contro di noi. Cioè, cosa abbiamo fatto? Sì, qualche epurazione, qualche roba, ma... Cosa le abbiamo fatto ai nostri? Io vorrei vedere la schermata. Oh, grazie. Cosa abbiamo fatto? Diamogli intanto un po' di roba anche a lui. Vorrei capire cosa gli abbiamo fatto a questi per ribellarsi. Vabbè. Si è liberata una famiglia. Noi quanta? 67, signori. 67. Realtà positiva. Realtà positiva. Vuol dire che devo continuare a foraggiare assolutamente i miei. Però la cosa buona è che essendosi ribellati noi siamo protetti. Quindi è cosa buona e giusta. Assicuriamoci la lealtà spendendo una sbarcata di soldi. Non me la fa. Ah, non me la fa assicurare, perché l'ho già fatto probabilmente. Ok, va bene, devo aspettare dei turni. Signori, le macchinazioni dell'impero vanno avanti. Allora, attenzione. Questi, la legione primigenia, scusate, si è ribellata a noi. Attenzione, anche questo insediamento. Ah, adesso è un bel macello. È un bel macello. Vabbè, questi li recuperiamo velocemente. Ma abbiamo anche qualcosa... Aspettate. Allora, tu intanto entra, per favore. Abbiamo anche qualcun altro che si è rivoltato, no? Ok. Io vorrei capire adesso quante legioni abbiamo contro, perché la mia paura è che io non veda le legioni che abbiamo contro. Allora, mandiamo questa legione giù, per favore. Dobbiamo occuparci dello scontro contro i secessionisti del Senato. Andiamo a occupare subitissimo la posizione del ponte. Magari ci mettiamo un po' più indietro. Così. E ci facciamo un fortino. Da qui non possono uscire. Questo è territorio estremamente pericoloso per noi, quindi dobbiamo stare attenti. Potremmo richiamare anche la legione Augusta.
Perché no? Così magari la portiamo qua e le rinnoviamo un po' l'arsenale, che mi sembra messo abbastanza male. Qui c'è una strada, sì. Portiamola da questo lato e poi la pompiamo. Vabbè, abbiamo sconfinato, pace amen. Tanto sanno che noi non gli vogliamo del male, spero. Pompiamo un po' di roba. Fatemi vedere i briganti. Sì, vabbè, ma sono ragazzi. Sono ragazzi. Allora, andiamo a pompare un po' i prosciuttozzi qua, che ci fanno sempre bene. E da qua il famoso prosciutto iberico. E va bene, qua li teniamo così. E qui allora a questo punto scendiamo e andiamo a sconfinare bellamente. Ce ne freghiamo di tutti i trattati, tutte le cose. Come ho scritto a un vostro affezionatissimo senatore che mi chiedeva cosa servivano i trattati. I trattati servono per essere infranti. Questa è la massima politica della cosa. Allora, Noreia intanto, tanto qui siamo abbastanza tranquilli, non c'è bisogno di spostare le truppe. Poi magari quando arriverà la legione da queste zone dovremmo riuscire a mandarla su. Spero non ci siano altre legioni ribellanti, no, ribelli. Fatemi vedere. No, c'è però ci sono queste problematiche qua da gestire, ma in realtà poca roba. Io quasi quasi la lascerei anche spawnare, però vabbè dai, facciamola fuori subito. E teniamo la legione fuori. Allora, lasciamoli proseguire nella loro idiozia di ribellione. Così reclutano un po' di gente. E a questi gli diamo vediamo. No, da meno munizioni, no. Diamogli un fortifica e li teniamo qua così. Qui intanto andiamo a pushare Roma. Questa è una militare barra economica, quindi in realtà non so neanch'io come farla questa. Potrebbe essere interessante fare magari un Mercurio. O magari un Nettuno, che vabbè non c'entra la mazza, però ci dà più 10 derivante dal commercio. Potrebbe essere interessante. Anche l'altare di Marte potrebbe essere interessante per quanto riguarda la gestione dei confini. Dove sta Ectabana? Scusate, fatemi vedere. Ectabana sta qua. Vabbè, però potenziare Ectabana potrebbe essere interessante. E poi qui andiamo a fare, vediamo, meno 4% costi di arruolamento non sarebbe male. Non sarebbe affatto male questa. Non capisco questa qui che vantaggi ci dà. Cioè questa qui è molto meglio. Vabbè, andiamo a fare questa. Anche perché a livello di costo è sempre uguale. Ok, quindi guerra dichiarata, va bene. Ok, popolazione ispirata. Diciamo che noi pian piano adesso ci sganceremo un po' da tutte le popolazioni del nord, passo dopo passo, quindi con calma. Non abbiamo fretta. Solo qua si sono ribellati, mi sembra, a questo punto. Sì. Abbiamo perso una legione, quindi la potrei andare anche a ricostituire in realtà. Perché effettivamente abbiamo perso comunque la legione. E potrei andare a ricostituirla proprio in questa zona, che siamo belli pieni, però ma mi sa che questa è ex novo, ragazzi, perché io non avevo queste truppe. Secondo me io non ho perso nessuna legione. Meno che non la veda sulla mappa, ma secondo me non ho perso nessuna legione, quindi posso continuare così. Allora, io direi di fare fine turno. Ho un editto non sviluppato. Ok, allora andiamo a dare un editto. Vediamo. Qui ordine pubblico e crescita. Ma perché devo... secondo me non c'è bisogno dell'ordine pubblico. Qui io direi... +1 la corruzione, però mi genera
Meno 2 disordini tra schiavi. Mi genera delle robe interessanti. Oppure stimolo commerciale. Oppure sempreverde. Il sempreverde più 14 la pressione fiscale. Tra l'altro ho visto che c'è anche la possibilità di andare a influenzare la fazione, che non sarebbe male. Qui diamogli un potenziamento. Qui aspettiamo. Qui assolutamente sì. Posso emanare un altro editto? Eh sì, perché non l'avevo ancora fatto. Allora, Noreia gli diamo sempre pressione fiscale, che mi sembra una cosa buona e giusta. Qua mi sottrae un po' di cibo, però chi se ne frega, quindi lo facciamo. Facciamo anche questo. Ci dà un più 2 la... Ah, vabbè, più 2 la corruzione, vabbè. E va bene così. Qui ci facciamo generata dagli schiavi o miniera trincerata. Facciamo così a miniera. E qui a questo punto anche la miniera trincerata. Ok signori, abbiamo fatto le nostre spese. Andiamo avanti ancora per un turno e poi ci lasciamo. Vediamo se riusciamo ad attaccare i pirati. Sì. Loro scappano. Cani maledetti. Però almeno abbiamo salvato le nostre rotte commerciali. No, sono andati tanto a nord. Ok, una spia in posizione. Qua ci fa vedere altre truppe. Allora, vogliono batterli loro, ci chiedono il nostro intervento. Io direi, va bene. Facciamo però una risoluzione automatica, non ha senso. Non ha senso distruggerli così. Ok. Perfetto. Ah, ci lasciano a noi cosa fare. Fuori. Pestilenza, va bene, morto un figlio, cause naturali, migrazione urbana. Ok, perfetto. Stanno avvenendo quello che... un po' di guerre, ah, ok, dei nostri, ok, che ci aiutano, va bene. Un po' di guerre, ok. Abbiamo scatenato. Fatemi vedere adesso a livello politico come siamo messi. Wow, meno 57. Sicuriamo la realtà. E niente signori, dobbiamo continuare a fare questo giochetto delle 3 parti. Qui intanto siamo in positivo, bene. E controllare tutto quello che ci capita a tiro.
Per ora molto di più non possiamo fare. Fatti vedere solo una cosa. Allora, è arrivato l'inverno. Vabbè, attaccare con l'inverno non è il massimo. Qui abbiamo l'altra legione pronta. La andiamo a posizionare. Vado a posizionare i pirati. Li portiamo qua. E li facciamo fuori assieme. Ok, andiamo a farli fuori. Loro cani scappano. Ah, sono andati lontani. Vediamo se riesco a prenderli. Non ancora. No, così dovrei riuscire. Vediamo se è sufficiente. Proviamo. Ok, ci dà vittoriosi e li facciamo fuori, basta. Facciamo modalità di protezione. Ok. Non danneggiamo troppo le nostre navi. Ok, perfetto. Ah sì, schiavizziamoli. Perfetto. Perfetto, qua abbiamo potenziato le nostre navi. Quindi via il mantenimento. E ci facciamo ancora qualcosa. No, qui li abbiamo già sbloccati tutti. Qui la mappa della campagna. Facciamo il reintegro, che ci fa sempre bene. Ok. E andate nel porto di Alexandria. Va bene. Tu invece mi vai nel porto di Caralis e poi vediamo di portarti su. Va bene signori, questa puntata è durata fin troppo. Pian piano vedrete che ci sposteremo. C'è stata qui appunto una piccola defezione della Repubblica, ma nulla di grave per ora. Vedremo di riuscire a mantenere dei buoni rapporti con il vicinato, nonostante tutto, nonostante l'attacco che a questo punto verrà posticipato. Quello che voglio fare ancora è prendere una di queste legioni e portarla anch'essa a nord. La Martia o la Libica? Io direi che se devo scegliere preferisco la Martia, semplicemente perché è di queste terre. Quindi la portiamo su almeno a Pupuldeva e poi ci pensiamo. Questo scorpione romano in realtà è un po' anacronistico, quindi vabbè dai, lo teniamo. Lo teniamo giusto per. Qui abbiamo tolto la presenza romana, siamo a -5, ma vedrete che a breve non ci saranno più problematiche. E infatti già qua andiamo a 9. E qua addirittura io gli darei un pattugliamento, in modo tale che ci abbassa. Vabbè, banditismo praticamente cola a picco. Va a 0 totale. Qui stiamo facendo le nostre belle cose. Diamo un po' di potenziamenti a caso, perché tanto ormai siamo così avanti che abbiamo tutto. Ricchezza in ogni dove. Ci avanzano ancora 17.000 signori. Non so se avete presente 17.000 quanto è, ma è tantissimo. Potenziamo Roma, così la facciamo bella ricca. E noi ci vediamo ad una prossima puntata. Grazie per essere rimasti con me e alla prossima. Forza Roma. Dai che andiamo a vedere cosa questo impero, scusate, ormai cosa questa repubblica diventerà. Alla prossima.